Eccoci qua, questa cosa ne dici? Credo che sia una buona soluzione per Marco e Rolando, visto anche insomma quella che è la situazione economica che ci si è prospettata davanti. Beh, una buona soluzione, più che altro non hanno alternative, qua non so come fa a stare in piedi, però bisognerà lavorare bene con il colore. Certo, insomma anche loro si devono adattare, non è che possono pretendere con il loro budget. Ma io credo che se non finivano qua, quelli lì non riuscivano mica a uscire di casa, dovranno altro che accontentarsi, non avevano alternative, anzi, che stiano orecchie. Ma quello là che sta arrivando a piedi non è mica uno dei due? Ma sì, sembra Rolando. No, è Rolando. A piedi, Sì, è proprio Rolando. sulla statale. Poveraccio. Buongiorno. È solo? Sì, purtroppo Marco non si ricordava più che era oggi l'appuntamento. Ah, beh, era anche un peccato perché insomma almeno aveva un'opinione anche di Marco. Comunque ha avuto difficoltà a trovare il posto. Un po'. Beh, oggi è il primo giorno che non c'è nebbia, non dovevano esserci particolari difficoltà. Comunque, vediamo. Le piace l'ambiente? Bello, molto rustico. È una casa antica, diciamo, però inserita in un meraviglioso contesto di campagna qui della Bassa Veronese. Io amo la campagna. Ah, siete apprezzate molto la campagna sia lei che Moltissimo. Marco, quindi perfetto, direi che potrebbe essere un'ottima soluzione per voi, anche perché con qualche piccola accortezza può venire fuori veramente qualcosa di buono. Poi il nostro architetto sa lavorare molto bene, riesce a stupirci anche proprio con delle piccolezze. Qui faremo un uso sapiente del colore, tanto colore. Ma entriamo a vederla così. Sì, facciamo volentieri, un- grazie. Non vedo l'ora. C'è qualche problema con la porta, vero? Casa del merda, 100 anni fa. La porta l'era prima, le venivo su con la casa. Eccoci qua. Prego, Un permesso. prego Rolando. Eccoci qua, questo è un piccolo ingresso, insomma, che poi se giustamente arredato, anche questo può essere valorizzato perfettamente. Di là si sviluppa la zona giorno, prego. Eccoci qua. Questa è la zona giorno, direi anche proprio la zona più luminosa della casa, tra l'altro, vero architetto? Questa... Assolutamente sì. Qui abbiamo tutta una zona giorno che mi fa venire già delle idee molto particolari su un uso sapiente del colore dei materiali. Ma il trattore mi rimane. Il trattore? Sì. È un bel trattore, vero? Sì. Il trattore vale il suo budget. Ricordiamoci che c'è il problema del budget. Il trattore ovviamente rimane al fattore, come alcune altre cose che vede qua nei dintorni, che rimangono al fattore. Lei avrà a suo uso esclusivo tutta la zona giorno che viene rimodernata, poi vedremo meglio come. Ho già delle idee nella testa e poi vedremo anche la parte su. Anche qua fuori vede che c'è una bellissima zona verde, proprio bella. Molto bella, molto. Sì. Devo Le ammettere. piace questa zona verde? Sì, siamo amanti della natura io e Marco, siamo amanti proprio. Dà un grande proprio sfogo esterno. Ecco, lei questo da su lo guarda perché è d'uso esclusivo del fattore. Certo. Sì, perché insomma, Apro la finestra. cioè o teniamo la casa com'è e le diamo il verde oppure che facciamo qualcosa dentro, No. insomma, quindi Va bene. però può guardare, insomma, ecco, lei ha la servitù di passaggio, viene e fa quello che deve fare. Apre insomma. la finestra, questo bel panorama, insomma, si fa quel che si può, d'altronde. Sì, ma sono uno che si accontenta io. E qui la possiamo valorizzare questa vetrata? Qui sì, architetto, si può fare questo miracolo. La vetrata, sì, qua avrei delle bellissime idee. Il budget è il budget. E quindi le chiuderemo il buco qua. Le chiuderemo il buco. Se con la vetrata purtroppo non so se sarà possibile. A livello economico la situazione è quella che è. Cosa dice architetto? Un po' di cemento? Sì, faremo una muratura del bel colore e ricaviamo una finestra, Perfetto. lo stretto indispensabile. Certo.
Passiamo da quest'altra parte. Va bene. Eccoci qua. Questo è un altro bel locale. Vede architetto quanti spunti può dare, Questo locale mi dà un sacco di spunti. Fantastico, qua ci stanno le macchine mie e di Marco. Ci starebbero comode Ci qua starebbero. le macchine sua e di Marco. Però io qua ho un sacco di idee, anche questo palco lì ci vedo delle idee fantastiche, saprei come metterci le mani, saprei Anche fare un per sacco di cose. valorizzare questo tetto in Eternit. Assolutamente sì. Però sono tutte cose di cui parlerò con il fattore perché è ad uso esclusivo del fattore e quindi lei qua non ci mette piedi. Però per la macchina fuori non può metterla perché tutta l'area verde che c'è fuori è ad uso esclusivo del fattore. Lei ha solo la servitù di passaggio per quanto riguarda l'area verde esterna, quindi la macchina andrebbe parcheggiata qui in strada. Ma c'è la statale. Appunto, è meglio se la tiene ben fuori strada. Cercherò. Eccoci al piano superiore. Qui architetto cosa dice che si potrebbe fare? Qui ho già delle fantastiche idee. Come vede si legge benissimo lo spirito delle case agricole del secolo scorso. Qui infatti abbiamo tutta una zona di ingresso che è molto, molto ampia per il tempo, però per l'oggi e per le sue ridotte disponibilità non possiamo buttare via gli spazi. Ragion per cui di tutta questa zona faremo una prima parte con la stanza patronale e di là facciamo la stanza dei giochi. Ho già in mente anche un bellissimo uso dei colori perché con quello che abbiamo a disposizione non possiamo fare molto di più, ma con i colori porteremo tutto questo a una visione nettamente diversa. Le finestre vanno già bene così, è già tutto molto luminoso, semplicemente faremo un uso sapiente dei colori, un letto di bianco con una fantasia di rosso. Vedrà che lei e Marco rimarrete contenti. Si fidi Rolando, si fidi. Il nostro architetto è veramente molto fantasioso su queste cose. Riuscirà a tirar fuori veramente una bella stanza. Ne sono sicuro. Ecco, qui possiamo finalmente ammirare il bagno. E dov'è? Là. Ma non si può portare dentro. Portare dentro. Ovviamente sì, vedremo di arrangiarci con le cifre che abbiamo a disposizione. Magari lascio a casa Amir e al posto suo chiamo Abdul che non è in regola e allora ci fa risparmiare qualcosa. Sì, si può fare. Il pavimento non si può cambiare. Beh, questo c'è da dire che è un fantastico parquet modello finto grezzo. Molto rustico. Assolutamente molto rustico. Questo lo piazzo nelle ville dei 2,5 milioni di euro in su, perché lì me lo chiedono perché è già un livello superiore. Però capisco che anche il vostro livello culturale, insomma, no, qua non è adeguato. Lei pensava qualcosa di più classico, scontato, immagino. Anche pensavo... un po' banale. Una ceramica. Sì. Non avevo dubbi. Bisogna vedere se il solaio lo tiene perché bisogna fare un massettino e mettere sopra una bella ceramica. Però magari noi non diciamo niente a nessuno, lo facciamo. In barba alle leggi sulla sicurezza, d'altronde per risparmiare Sì. sono rischi che si corrono. Sì, beh, rinforzi sul solaio se le dimentichi perché se chiamo un ingegnere qua ci rovina. Arrivano loro, cominciano a piazzarsi su 1000 madonne e dopo non si va più da nessuna parte. E casomai piccole accortezze per il dopo.
Lei percorra pure liberamente tutta la stanza e il suo amico Marco magari lo faccia camminare sul bordo della stanza. Perché è un po' È più... meglio, è meglio. Sì, un po' più... bisogna fare con quello che si ha. Sì, Casomai facciamo così. No, Va bene, va E bene. quello cos'è? Un comò. Ah, quello mi piace, lo voglio assolutamente tenere. Credo Erika che sia del fattore, o sbaglio? Sì, quello è proprio di proprietà del fattore. Mm. Però questo lo voglio, non glielo diciamo, questo lo mettiamo via stasera, glielo rubiamo. Questo lo voglio nella casa nuova. Il colore, anche qua voglio giocare sul colore. Questo è un marrone anticato, lo voglio bianco. Questo fantastico commosso lo troverà nella nuova casa bianco, lo voglio bianco. Le piace bianco, Rolando? Sì, mi piace molto bianco. Anche a Marco piace, sono Anche a sicuro. Marco. Allora direi che è l'ideale. Ecco Rolando, questa, parliamoci chiaramente, è l'unica soluzione abitativa che vi potete permettere. Sì, ma vogliamo parlarne, comunque è un posto fantastico alla fine dove venire a vivere, perché è la classica campagna della Bassa Veronese. Il clima è invidiabile qua, perché non c'è mai un clima secco, voi fate tutta l'estate con un fantastico clima umido, c'è pieno di animali, alla sera ci sono zanzare per 4 mesi all'anno. E poi vogliamo parlare dell'atmosfera che c'è in queste aree nel periodo invernale. Già da novembre fino a marzo potete godere di un fantastico effetto vedo non vedo, con la nebbia che se ne va per pochissimi giorni all'anno. Oggi siamo stati un po' sfortunati, non ce l'abbiamo, però vedrà che potrà vederla parecchio. Ma c'è anche la palma, che bella! Ma la posso tenere? La palma, bella, Sì. vero? Sì. No, la palma no, perché il fattore, quello di prima, ha vinto Win for Life. Anch'io gioco sempre Win for Life. Sì, ma lei non vince. Il fattore sì, gli stiamo facendo una bellissima villa e se la porta via. Vabbè. Ecco, adesso possiamo andare, chiudiamo questa bellissima casa. E vedrà che saprò rendergliela invidiabile. Beh, anche perché voglio vedere come vanno i lavori. Allora ci possiamo vedere in studio a questo punto. Certamente. Arrivederci. Arrivederci Rolando. Dai, se metto la macchina qua, che sta. Cazzo, ma manco la palma.